Saluto a tutti, felice di ritrovare. Siamo in Bonivasi, ma passa a settimana dunque in Gida Bonivazinca. Un primo scontro con un giovane appassionato da Gida, appassionato di uso patrimonio e Bonivazinco, ben inteso. Ritroviamo subito a Batti di Simone. RCFM e Campacui. In Bonifacio dopo il 1880, originario di una famiglia di pescatori della città di Pozzuoli che sono venuti a campare in Bonifacio all'epoca e siamo sempre qui. Rappresenta la mia vita, la mia anima, tutto i miei impegni, tutto è girato verso Bonifacio a livello di lavoro, a livello di socio e di tutte le altre attività di confraterni e tutto questo. Allora io sono al servizio patrimonio della municipalità, siamo agenti amministrativi del comune e tocchiamo a tutto ciò che è la rinnovazione di battimenti, di esi. In Bonifacio c'è un lavoro perché c'è una città storica ricca, ricchissima. Lavoriamo con tutti i latori, anche i bonifazinchi e tutto questo. Per la socio sono dirigente al club di ballo di AGS Bonifacio che è un club che ha più di 100 anni ora. Ha ripigliato la fiamma portata da un mio babbo che è sempre dirigente e io ho ripigliato a seguito e lavorato con lui e con il presidente Regis Longo. A prima è questa, a seconda anche in la socio di Dice che promuove la lingua bonifazinca e confraterno a Santermo che a confraternita di tutti i marinari e tutti gli enti di mare. Allora vorremmo portare un bel messaggio a tutti questi giovani bonifazini. Siamo un paese che ha tanta storia, tanta gente che sono impiegati per far campare questo paese e che io a parlare, a imparare e a lavorare sempre per Bonifacio. E domanda di un pescatore che sarà con noi, famiglia di pescatori bonivazinca, ritroveremo a Maurice Pirot per la nostra seconda tappa di Campacui in Bonivasi a domani. RCFM e Campacui.